È stato inaugurato stamattina a Nuoro il nuovo centro di distribuzione di Poste Italiane che sostituisce quello storico di Viale Sardegna. La struttura, spiega una nota, è situata nella zona industriale di Prato Sardo in via Pietrino Guiso Pilo 32. Ha una superficie interna di 850 m² e un piazzale di circa 2160 m². Queste le parole di Michele Carta, responsabile del centro di distribuzione postale di Nuoro. Il centro è stato progettato e realizzato soprattutto in modo funzionale relativamente a joint delivery, il modello di recapito introdotto sull'intero bacino territoriale della provincia che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche al pomeriggio e il sabato. Il nuovo centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono soprattutto di ottimizzare il lavoro degli addetti. Nel nuovo sito sono applicati 43 addetti tra portalettere e operatori interni. Sono state adottate tutte le misure per lavorare in sicurezza, tra cui interventi di igienizzazione e sanificazione della sede e dei mezzi aziendali. A tutti i dipendenti, compresi gli addetti alle lavorazioni interne, sono stati dotati di mascherine giornaliere. I volumi che il nuovo centro di recapito sarà chiamato a gestire sono molto importanti, poiché il bacino territoriale di riferimento, suddiviso in 30 zone di recapito, oltre a Nuoro ha competenza su altri 15 comuni della provincia. Dal nuovo centro, inoltre, partiranno quotidianamente i collegamenti verso ulteriori centri e presidi di distribuzione della provincia di Nuoro, presenti a Belvì, Fonni, Orosei, Siniscola e Tonara. Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali potranno gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata, portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti.